tappa è andata al via, tanta gente, il vostro lavoro, signor Questore, ecco, ci faccia un po' resoconto di questo che è stato un impegno sicuramente straordinario oggi, no? Sì, un impegno straordinario di oltre 500 persone. Spiace però rilevare per la persona ferita nell'incidente stradale che è avvenuto proprio in corrispondenza della partenza del Giro, e lì c'è stata disattenzione da parte dell'automobilista che, alle notizie che abbiamo in questo momento, ha disatteso le disposizioni date anche da personale dell'ANAS, che opportunamente, come da tavolo tecnico, era predisposto lungo il percorso di chiusura delle strade, e quindi ha forzato questo posto e è andato a impattare contro un scooterista che nemmeno lui doveva essere lì in quel posto, quindi una sfortunata combinazione di disavventura. Da una parte la disattenzione da parte dello scooterista, dall'altra al momento chiaramente la forzatura del blocco e quindi una responsabilità grossa come una casa da parte dell'automobilista, sul quale sta indagando la Polizia Stradale d'intesa con la Procura della Repubblica. Dopodiché abbiamo fatto grandi sforzi da parte di tutti e ci auguriamo che il ferito stia bene, l'hanno portato in ospedale. Chiaro, è stato un grosso sacrificio da parte di tutti, da parte innanzitutto dei cittadini che hanno ben sopportato le limitazioni al traffico, alla sosta e alla circolazione, però da quello che si è visto con la splendida giornata di sole, davvero una bella giornata, che Agrigento meritava questa tappa sportiva. Quindi il mio ringraziamento va chiaramente alle donne e agli uomini delle forze di polizia e delle polizie locali, del volontariato, delle associazioni che si sono tutte prodigate per la buona uscita dell'evento, e ci auguriamo davvero i migliori auguri per il ferito di stamattina. Abbiamo capito perché il Giro è partito con un quarto d'ora di ritardo. No, ha avuto leggermente un 5 minuti di ritardo rispetto alle 13:20, alle 13:30 sono in questo momento, per cui il Giro è partito con un motivo di ritardo che era dovuto alla risistemazione del manto stradale, a fare in modo che i corridori potessero passare, che la strada fosse pulita. Dove è avvenuto l'incidente? È zona Mattalusa, insomma, quindi sul bivio che si sarebbe dovuto andare poi a prendere per andare nella zona di Porta Empedole, quindi non si è voluto, ed era già pronto un percorso alternativo con la direzione di gara, però si è voluto mantenere lo stesso percorso e fare la strada che era stata già decisa dall'organizzazione, anche per dare risalto alla Valle dei Templi, che meritava questo spettacolo.